Assemblea dei soci di Veneto Banca, vigilia blindata e di tensione a Venegazzù, dove domani a Villa Spineda ci sarà l'atteso faccia a faccia tra CDA e soci. Un'assemblea che si preannuncia assai affollata e turbolenta dopo le recenti vicissitudini dell'Istituto Montebellunese e le tensioni conseguenti al deprezzamento del 22,8% delle azioni deciso una decina di giorni fa dai vertici della banca. Si preparano a partecipare in massa i membri della neocostituita Associazione degli Azionisti, presieduta dall'ex presidente del Tribunale di Treviso Giovanni Schiavon. L'associazione che vuole tutelare i risparmiatori soprattutto nella delicata fase di passaggio da Banca Popolare a SPA, ed in questo momento molti soci sono perplessi ed arrabbiati. Arrabbiati perché temono che ci siano state anche ingiustizie, ci siano stati cioè comportamenti diversificati, comportamenti per soci normali e comportamenti per soci importanti. Deprezzamento del valore delle azioni e difficoltà ad ottenerne la liquidazione, che stanno creando una situazione particolarmente tesa soprattutto per alcuni soci. Soprattutto le persone che sono state convinte molto, a volte scorrettamente, crediamo scorrettamente, a investire in queste azioni il proprio TFR. A suscitare le perplessità dei soci anche l'ipotesi di fusione con la Popolare di Vicenza. Vogliamo vederci chiaro, dice l'associazione, e vedere i numeri anche alla luce del rapido cambiamento di posizione dello stesso Istituto Berico. Una situazione dunque particolarmente incandescente, per questo l'assemblea di domani sarà super blindata, metal detector all'ingresso della tensostruttura ed ingente spiegamento di forze dell'ordine e vigilantes privati. Alla luce del grande afflusso previsto a Venegazzù è stata modificata la viabilità d'accesso a Villa Spineda e sono state allestite apposite aree per il parcheggio.